Oggi la CGIL scende in piazza per manifestare contro questa manovra. Che impegno c'è da parte di tutti gli iscritti per poter far sentire la propria voce? L'impegno da parte di tutti gli iscritti è di essere tutti presenti e dare una mano per cercare di sistemarci un po' le situazioni sui luoghi di lavoro che sono diventati veramente precari, c'è l'aria è pesante, non viene rispettato nulla, quindi ci deve essere questo. Speriamo che vada bene e andremo in oltranza fino a quando non potremo avere qualcosa di positivo. Oggi si scende in piazza, si vuole manifestare contro questa finanziaria, però c'è bisogno anche di far ascoltare la voce nei confronti degli operai che sono un po' timidi a partecipare allo sciopero. La CGIL si deve impegnare molto da questo punto di vista. Moltissimo, direi che ho dovuto faticare molto per informare i lavoratori, soprattutto quelli della mia azienda, sulle finalità di questo sciopero. E ho avuto poco riscontro purtroppo. Io ho ricordi ancora di anni, molti anni fa, in cui la CGIL, soprattutto i delegati della CGIL, erano molto più combattivi e non lo so, era molto più sentito era lo sciopero. Adesso purtroppo non lo so, hanno paura a scioperare, hanno paura. Posso dire la verità, io ho faticato per far fare sciopero, ma non tutti purtroppo hanno saputo esaudirmi, mi dispiace. C'è una protesta che parte oggi scendendo in piazza, però è anche una risposta politica quella che si vuole dare. La CGIL scende in campo proprio per manifestare e tutelare gli interessi dei lavoratori. Sì, però è un po' tardi scendere in campo adesso secondo me. Non so se vi siete accorti, ma i governi, tutti diversi, sono tutti uguali. L'unica cosa che possiamo fare, perché purtroppo lo sciopero in questo contesto è un po' una pallottola spuntata, l'unica cosa che possiamo fare è rimanere a casa un paio di mesi tutti. Non lavoriamo più. Quando non lavoriamo più per loro, vediamo se si muovono, vengono a casa a prendermi i carabinieri per mandarmi a lavorare, non credo. Però dobbiamo farlo, è l'unica arma che abbiamo. Noi non lavoriamo più per loro. Fine. Un intervento accorato e pieno di passione il tuo oggi è stato. Come si può trasmettere tutta questa passione anche alle persone che sembrano così tanto distratte, soprattutto da un sistema mediatico che piega al volere della casta? Come ho detto nel mio intervento, l'importante è andare in più piazze possibili, andare di fronte ai lavoratori e ai cittadini che appunto mediaticamente non sentono le nostre voci a pieno. E su questo profilo si sta lavorando per riuscire magari con applicazioni, interventi e altri modi per far arrivare il nostro lavoro, quello che facciamo, le tante cose che purtroppo ancora la gente non sa, come è stato durante la pandemia, quando con la legge sulla sicurezza abbiamo permesso ai lavoratori di continuare a lavorare, e tutte le altre informazioni che la gente purtroppo non sa e purtroppo non riesce ad avere. C'è anche una sorta di sfiducia nei confronti del sindacato perché non si ha la possibilità di far comprendere appieno qual è il valore della lotta. Allora, c'è una sorta di sfiducia, diciamo, è un problema storico, ok, qua in Italia. A parte il fatto che ci troviamo in un contesto dove adesso il Presidente del Consiglio è una donna che ha purtroppo detto che sogna una scuola giusta dove l'insegnante bravo è un insegnante non iscritto alla CGIL. Già queste parole da parte di chi è al governo porta automaticamente sfiducia nei suoi elettori su quello che è l'organizzazione sindacale. Ed è per questo che ai tavoli delle trattative e in tutte le strade dobbiamo ricordare sempre quello che continuiamo a fare e facciamo. La sfiducia arriva appunto perché manca questo tipo di informazioni, la sfiducia c'è perché c'è un collegamento sbagliato che è anche dentro le case, dai genitori ai figli, altro grandissimo problema. E purtroppo io mi chiedo ogni volta che vado in piazza dove sono tutti gli altri, dove sono, io mi chiedo, perché dovrebbero essere qua a sentire la realtà che viviamo, di come lavoriamo, di quello che facciamo, e
così potremo sopperire a questa sfiducia che ormai perdura, lo sappiamo da troppo tempo, mal riposta ovviamente, mal riposta perché il lavoro che facciamo è tantissimo e spero che col tempo si vada a colmare questa lacuna, perché mentre la distanza tra la politica e i cittadini aumenta, noi siamo sempre qua a lavorare per loro. Una manifestazione per protestare contro la manovra finanziaria, ma anche per dare un segnale politico nei confronti del governo. Ma soprattutto io credo che mai come ora sia indispensabile dimostrare che questa organizzazione è a fianco dei diritti dei lavoratori e dei cittadini di questo Paese. È un momento di grande difficoltà. Io adesso poi non voglio essere retorico, ma oserei dire un momento di difficoltà in cui la democrazia non la dobbiamo dare per scontata. Sono momenti in cui la nostra è un'organizzazione che ha sempre messo dei paletti fermi su alcuni concetti ideologici, ma importantissimi per questo Paese, che sono i concetti legati alla democrazia, ai diritti, al lavoro e a tutto ciò che consegue la possibilità che vengano mantenuti grazie a un governo che abbia il più possibile dei concetti democratici e non, come abbiamo visto in qualche frangente, spostati verso, a mio giudizio, una destra pericolosa. Anche gli studenti in piazza per dare il loro contributo a questa manifestazione contro la finanziaria. Che tipo di rapporto c'è fra di voi per poter dare un segnale per il futuro? C'è sempre stato comunque questo legame tra gli studenti e i lavoratori per portare a termine, anche per portare avanti degli obiettivi che alla fine sono anche comuni, perché se guardiamo anche il futuro, il nostro futuro che in realtà sarebbe anche il nostro presente, possiamo vedere che di sicuro non è rose e fiori. Ovviamente se ci si unisce le varie appunto generazioni si riesce a portare avanti delle rivendicazioni, ed è molto importante per noi stare in questa piazza proprio perché comunque viviamo quotidianamente anche gli spazi della scuola, gli spazi universitari, insieme ai lavoratori che anche loro vogliono portare avanti dei diritti sia per i lavoratori che stanno in quell'ambiente lì, ma anche per i diritti in generale della scuola e dell'istruzione, perché basta pensare al fatto che c'è un bassissimo finanziamento, anzi non ci sono neanche i soldi per l'istruzione pubblica in questo Paese. Ci sono stati appunto dalla Gelmini dei tagli disastrosi che vediamo adesso le conseguenze. Questa è veramente una delle tante problematiche e dei motivi del perché scendiamo in piazza con i lavoratori. Che cosa vi aspettate, visto che oggi siete studenti, un domani sarete lavoratori? Qual è la vostra prospettiva? In questo momento, le dico la verità, non esiste, cioè non esiste una prospettiva del nostro futuro, perché vabbè, ci viene anche negata ogni giorno e non riusciamo neanche proprio a immaginarla per la situazione che stiamo vivendo. Vediamo continuamente appunto dei tagli o comunque dei diritti che non vengono tutelati e che diminuiscono sempre di più giorno dopo giorno. Quindi io le dico sinceramente, in questo momento gli studenti non riescono a immaginarsi un futuro, vanno a scuola e non capiscono il motivo del perché debbano andarci, vanno all'università e non capiscono il motivo del perché debbano andarci, perché non c'è una prospettiva di lavoro. E non è vero che i giovani non vogliono lavorare, ma è piuttosto anche il lavoro che a volte rifiuta i giovani, vedendo comunque le situazioni, le mille i casi in cui gli studenti vorrebbero iniziare a lavorare, ma si dice non hai esperienza e quindi dove vado a fare l'esperienza io? Attraverso dei tirocini che non vengono retribuiti, dove però vieni visto come un lavoratore e non hai delle tutele. Quello è un grande problema anche dell'università, perché almeno dei rimborsi spesa per fare dei tirocini all'interno dei luoghi di lavoro, se no ovviamente lì si creano delle disuguaglianze all'interno appunto dell'istruzione e per uno studente che non ha la possibilità poi di imparare a lavorare, se non ha neanche i mezzi per andare a fare i tirocini. Costantemente di essere eccellenti, di essere sempre qualcosa in più, di fare di più.